Friuli di Coda è il podcast che il sistema delle mediateche del Friuli Venezia Giulia dedica ai film del territorio, ai suoi autori e alle molte professioni dell'audiovisivo di una terra ricca di produzioni e di realtà culturali legate al cinema. Il punto di partenza di questo viaggio alla scoperta dei film realizzati nella nostra regione è Cave del Predil, il documentario Avenal del 2022. La regista e autrice è Anna Sandrini. La vita del minatore entra nel cuore. Non è come lavorare in fabbrica e quando esci alle 2 è finito tutto. No, qui vivevi sulla miniera. Le pazienti ci sono navali, le cattive brave che le scegliamo. Gli storiari della zona alle note ista. Della Atmos. E quindi ci rimane solo questa memoria, no? Poi, se la memoria, cosa vuoi? Uno come me o quei 4 che sono rimasti come me muoiono, è morto tutto. Cave è lì e resta lì per dire guardate che se voi guardate solo alla storia in maniera positiva, accanto alla storia della ricostruzione del Friuli c'è anche la storia della decostruzione del Friuli. Sì, c'è stato proprio dal lusso alla povertà, dal nero, dal bianco al nero, cioè proprio un capovolgimento della situazione. Per un momento ho visto delle persone, una comunità che si era rinserrata e si era rafforzata nel resistere. Le voci che avete ascoltato nel trailer sono quelle dei minatori italiani e friulani, di Pepi, minatore sloveno, di Lidia, impiegata a Cave, dell'antropologo Giampaolo Gri e di Danilo De Marco, unico fotografo ammesso nella miniera al tempo dell'occupazione e autore dei ritratti degli ex minatori 17 anni dopo. Danilo De Marco, quando ha incontrato per la prima volta i minatori di Cave? Ma un ricordo indelebile su questo perché avevo 5, 6, 7 anni, mio padre mi portava a Treviso a incontrare un suo amico e mi portava sempre a Cave. E io ho questa immagine, questi piccoli uomini neri che uscivano dal buco della miniera, che quella volta era proprio un piccolo anfratto con la scritta in tedesco. E vedevo questi uomini da di là del ponte nella piazzola e mi sembravano come delle anime uscite dal sottosuolo e quindi questa immagine raccolta da bambino rimane indelebile per sempre. Avenal è un documentario sulla memoria emotiva di Cave. Assieme ai testimoni il paesaggio è protagonista. Le costruzioni umane, formazioni dell'antropocene, che a 30 anni dalla chiusura delle miniere si stanno disfacendo. Le immagini grandiose della natura, montagne, l'acqua nei suoi vari stati. La miniera è raccontata dai testimoni come una cosa viva. Il minerale matura, si coltiva e nell'alba dei tempi fu seminato. Ancora, nel racconto dei protagonisti, la miniera respira. Così Anna Sandrini, nella serata del 10 novembre 2022 al Visionario di Udine, spiega il titolo del film. Mi piaceva l'idea di trovare una parola che fosse di una lingua intermedia tra tutte quelle che si sono parlate a Cave, quindi che non fosse in italiano, che non fosse sloveno, che non fosse austriaco, ma insomma il friulano poteva essere una lingua intermedia, appunto. E Avenal vuol dire vena d'acqua, sorgente, e era
A parte una parola che a livello visivo mi dà l'idea di una montagna, quindi già per quello. E poi la miniera di Cave è una miniera piena d'acqua. Quando si entra la prima sensazione che si ha è proprio quella di questo fluire costante, questo gocciolio di acqua. È una cosa anche inaspettata, almeno io non me l'aspettavo. Tutti penso abbiamo un po' l'immagine delle miniere di carbone, quindi miniere molto secche, nere. Invece la miniera di Cave ha tutto un altro microclima, ecco. Quindi mi piaceva l'idea che il nome venisse da questo primo impatto, da questa prima sensazione, insomma. Eric Schurek è il fonico di Avenal. Soprattutto quando sono sceso lì in miniera, lì, al livello 13, no? Siamo stati tutti lì a registrare un po', no? I suoni con la camera, con video, audio. E c'è stato un momento che i ragazzi sono andati, mi hanno lasciato lì da solo. A un certo punto ho pensato, guarda, questi qua mi abbandonano e non c'è forma di scappare di questo luogo così, non so. Sembrava quasi un altro pianeta. Però a un certo punto niente, sono messo a ascoltare le gocce che scolavano sulla roccia, i suoni, microsuoni per dire, no? E ho trovato certa calma, armonia, non so come dire. Ero lì da solo, a 300 metri di profondità, nessun essere umano vicino, solo io con questi suoni in silenzio, oscurità, solo la luce del cellulare forse, no? Per vedere se accadeva qualcosa intorno a me, però vi giuro che è stato proprio un'esperienza quasi mistica, per dire, no? Al cinema, a incontrare il pubblico, c'erano Giancarlo Pontarini e Felix Sabidussi, 2 minatori, Sandra Treu, maestra a Cave e poi a Tarvisio, e Lidia Gravagna, impiegata amministrativa. Il 30 di giugno del 1991 la miniera è stata chiusa. Il mio pensiero adesso va al 5 di febbraio del 91, quando 55 minatori sono scesi al 17° livello, 450 metri, hanno occupato la miniera per 17 giorni. Dire giorni in quei luoghi è un eufemismo, perché il tempo non trascorre con la luce del sole o con l'imbrunire della sera. Il tempo scorre piatto, uniforme. Qualche volta inganna anche l'orologio. La temperatura è costante e ci sono 90% di umidità. Quel luogo potrei definirlo un non luogo. Questa occupazione è stata corroborata dalla presenza delle donne di Cave, meravigliose donne di Cave, che con la loro presenza hanno dato una spinta fondamentale alla riuscita dell'occupazione. Le loro mansioni erano quelle di preparare il cibo per gli occupanti. Poi si sono organizzate con le organizzazioni sindacali a fare delle manifestazioni nel territorio pacifiche. Poi con i loro bambini, i nostri figli, con le suore, hanno fatto manifesti di propaganda. Poi ogni giorno attorniavano il dottor qua è scomparso, che ogni giorno scendeva nella miniera per assicurarsi della salute dei minatori stessi. E ogni tanto, col telefono interno, dialogavano con i loro congiunti per rassicurarli e avere anche una loro rassicurazione. Noi non ci stancheremo mai di testimoniare quanto siamo orgogliosi di essere cavesi,
voi minatori, noi cavesi, e ringrazio tutti gli ex cavesi che sono qua, perché cavesi si nasce e lo si è sempre, e ringrazio i giovani che sono cavesi anche loro, che veramente il futuro è vostro. Abbiamo chiesto ad Anna Sandrini di raccontarci la sua formazione e come è nato Avenal. Allora, io sono di Tarvisio, dove appunto sono cresciuta e dove ho vissuto fino alla partenza per l'università. Ho studiato filosofia a Padova e ho sempre avuto la passione per la fotografia, ma durante gli anni di studio ho capito proprio che quello che mi appassiona di più, quello che mi piace di più, che mi interessa di più, è appunto il mondo dell'audiovisivo. Una volta finita l'università, ho deciso quindi di trasferirmi in Spagna per studiare appunto cinema, nello specifico cinema documentaristico. La mia formazione quindi in Spagna si è incentrata sul documentario creativo e anche poi sugli aspetti più tecnici del montaggio e della post-produzione. Ovviamente, essendo tarvisiana, conosco bene la storia di Cave. Quello che mi ha sempre affascinato molto è proprio l'impatto visivo arrivando a Cave. È un posto veramente molto particolare. Diciamo che già a livello alpino è un posto di grande impatto e tutta diciamo, questa ambientazione naturalistica così forte, così anche incontaminata, contrasta con invece quello che rimane delle strutture dell'antica miniera, che ovviamente non fanno che sgretolarsi sempre di più con il passare degli anni. A Cave naturalmente non c'è solo questo, diciamo che dietro questo impatto visivo molto forte c'è una storia veramente ricca. La storia di Cave del Predil rappresenta un pezzo importante della memoria friulana, una memoria oltretutto a lungo termine, perché a Cave si è vissuto intensamente tutto il secolo scorso. Andando ancora oltre però, appunto così come è successo durante la lavorazione del film, mi sono diciamo scontrata invece proprio con la realtà umana di Cave del Predil, quindi con la storia umana, con la storia anche delle emozioni, dei ricordi e quindi appunto ho deciso poi che il film, che quello che io potevo dare ecco, alla comunità era proprio un film che portasse alla luce, ecco questo, quindi quello che rimane, ecco, della storia umana di Cave del Predil. Ci piace chiudere questo primo podcast di Titoli di Coda con il saluto dei minatori. Questa divisa, questa uniforme che indossiamo con grande orgoglio e con grande rispetto è la divisa di tutti i minatori europei, così come anche il saluto. Quando ci incontriamo siamo vestiti così e il saluto è anche un saluto che fa occhiolino a quello friulano, mandi. Quindi vi ringraziamo per la vostra nutrita presenza, sappiamo anche che molti non sono potuti entrare e quindi vi salutiamo e vi ringraziamo con un Glück auf!